Per Sani in Veneto, Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane, il 2023 si apre con importanti novità. Il fondo, che nel 2022 ha erogato 13 milioni di euro agli iscritti, 135 mila lavoratori artigiani, a cui si aggiungono gli imprenditori e i familiari, continua a crescere con più prestazioni rimborsabili, nuove tutele e nuove forme di convenzionamento con strutture sanitarie pubbliche e private. Ha raddoppiato le tutele per le lenti, quelle per la fisioterapia, ha aumentato le tutele sulle protesi, tutte prestazioni utilissime per chi lavora, ma anche ne ha introdotte di nuove come le vaccinazioni. Importante anche la possibilità di attivare dei pacchetti aggiuntivi per le spese dentarie, che sono quelle che più incidono nel bilancio familiare con i pacchetti Dental e Dental Plus. Sani in Veneto è una costola della bilateralità, si occupa di sanità integrativa, di tutelare i lavoratori e i datori di lavoro del mondo artigiano. E ultimamente ha dato un punto proprio in avanti molto importante, creando delle convenzioni sia con il privato, che tutti danno per scontato, ma soprattutto con il pubblico. Siamo diventati anche un elemento di studio, perché siamo il primo fondo che sta partecipando a convenzionarsi con il pubblico. Oltre alla convenzione con l'ULSS 8 Berica, che apre le porte ad una progettualità con altre ULSS territoriali, collaborazioni con oltre 340 strutture private. Proprio per andare a garantire delle tariffe di favore ai nostri iscritti, sempre con libertà di scelta, perché non abbiamo mai voluto creare una struttura vincolante, strutture convenzionate, puntiamo alla qualità, ma è sempre solo un'opzione per il nostro iscritto. Percorsi virtuosi che vedono il sostegno di 6 parti sociali costituenti: Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CGIL, CISL, UIL del Veneto. Da valorizzare il ruolo della bilateralità veneta, ovvero l'accordo tra le parti sociali, datoriali e sindacali, che hanno prodotto questi buoni risultati, questi ottimi risultati, direi, per le nostre imprese e per i nostri collaboratori. Il tema della salute sta diventando il tema fondamentale di questi giorni, sia per le difficoltà che hanno le persone ad avere un servizio, sia perché aumentano le criticità, aumenta l'età media, i dati demografici della nostra regione sono noti, quindi avere un servizio che aiuta i lavoratori e le lavoratrici è molto importante. Visioni comuni e nuove tutele di Sani in Veneto che aumentano ancora di più il valore di questo fondo a favore dei lavoratori.